Ecco, a nome della confraternita di Sant'Antonio Abate cogliamo questo momento per ringraziare tutti i presenti, le confraternite che hanno presenziato, i fedeli tutti, il parroco Don Enrico, Gianni Poggi del Priorato Generale, e poi ringraziamo il coro Giubileum per l'amicizia che ci hanno sempre distinti in questi anni partecipando. Grazie mille. Inoltre cogliamo questo momento di ringraziamenti per invitare il sindaco ad avvicinarsi qui da noi. Prego. Sindaco, la confraternita, dalle mani del priore Gianni Mezzano, le porge questo piccolo ricordo in segno di riconoscenza per il costante interessamento in occasione dei restauri conservativi del nostro oratorio. Grazie mille. Grazie a tutti. Preghiamo. Possiamo iniziare? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio mirabile in tutte le tue opere, sia con tutti voi. Nel disegno di Dio Creatore anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e terribili amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello chiama l'immolazione pasquale e la liberazione dalla schiavitù dall'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali e gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive. E con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione per intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste a nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno nella nostra dignità umana e cristiana. O Dio, che tutto hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le tue creature, stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità. Fa che in armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, Signore, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione.
nel nome del Padre,